Buongiorno, dunque dal Monte Venda la rivoluzione è avvenuta. Questa notte alle 2 in punto lo segnale analogico e l'avvio del segnale digitale. Una rivoluzione, dicevamo, che coinvolge milioni di telespettatori. Ricordiamo nell'area irradiata dai ripetitori del Monte Venda, quindi le province di Verona, Padova, Treviso, Venezia, Rovigo e Vicenza. In queste province in questo momento la RAI è in onda sicuramente con i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24. Dicevamo, è stata una lunga notte per tutti i tecnici delle squadre di pronto intervento impegnate nel gran lavoro di predisposizione di tutti i ripetitori, ma vediamo com'è andata questa lunga notte con il servizio dell'inviato Luca Colombo. Allora, 3, 2, 1. È la notte del 30 novembre 2010, sono passate da poco le 2, quasi tutto il Veneto riceve il segnale digitale. Perché chi a casa chiaramente dovrà risintonizzare il televisore e poi vedrà il segnale digitale. A Roberto Vanzan l'onore di aprire anche qui l'era del digitale terrestre della RAI. È il responsabile del centro trasmittente di Montevenda, Colli Euganei, il più grande del Veneto. Il nuovo segnale verrà diffuso fra poco anche in provincia di Belluno in 2 tempi, capoluogo e territorio, Feltrino, Agordino dal 6 dicembre, Cadore Ecomedico dal 10. Comincia la fase di assestamento, spiega Ferdinando Andreatta, Rai Way. Sul territorio ci sono numerose squadre, 12 in particolare, che stanno operando per realizzare, per attivare tutti gli altri 54 ripetitori collegati al Montevenda. Questo è proprio un cambio tecnologico radicale. Il quartier generale di Mestre coordina le operazioni. Il digitale terrestre porta 13 canali televisivi della RAI. In Veneto, dal 10 dicembre, con la copertura della provincia di Belluno, li vedrà tutti l'80% degli utenti. Per le zone più impervie ci vorrà più tempo. Resta l'alternativa del satellite in chiaro. Nella sua sobrietà è un momento solenne. La storia del Venda è quella della RAI. Ci sono foto dell'annunciatrice Gabriella Farinon e del cardinal Roncalli. Nel 1955, ancora patriarca di Venezia, venne a benedire il centro. Sarebbe diventato il papa della televisione. Ai 600 metri del monte l'antenna aggiunge i suoi 150, una volta e mezza il campanile di San Marco. Racconterà il futuro in digitale. Lo avete sentito dal servizio, in questo momento ci sono ben 12 di tecnici al lavoro per verificare il completo funzionamento del segnale. Noi abbiamo seguito una di queste squadre, vediamo il servizio. Oltre 60 impianti nel territorio, i tecnici RAI sono al lavoro per verificare la qualità del segnale in tutto il Veneto centrale, sopralluoghi continui che dureranno in questa fase di assestamento anche nei prossimi giorni. In questo momento stanno verificando le predisposizioni degli automatismi, le sicurezze, le riserve e le aree di servizio per verificare che non ci siano problemi. Il segnale è buono, dicono i tecnici, ma l'obiettivo finale è tarare gli impianti e verificare la completa copertura del territorio per il MUX 1, cioè la piattaforma RAI 1, 2, 3 e Rai News 24. Tutti coloro che vedranno il TV1 analogico vedranno il MUX 1, ovvero Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News. Poi estenderemo anche la copertura degli altri servizi, il MUX 2, il MUX 3 e il MUX 4 con i nuovi canali tematici progressivamente. Per tutti il consiglio è sempre lo stesso, risintonizzare il decoder, altrimenti sarà impossibile ricevere il segnale. Ma com'è andata questa mattinata nelle case dei telespettatori? Sappiamo che sono arrivate già molte telefonate per segnalare disguidi e malfunzionamenti. Per tutti comunque, l'avete sentito, il consiglio è quello di risintonizzare il decoder. Vediamo il servizio. C'è chi si è svegliato, ha acceso il televisore e non ha potuto vedere nulla. Chi invece si è informato e si è preso per tempo con decoder e installazione. Le famiglie venete sono alle prese in queste ore con la risintonizzazione del decoder. Mi sono alzata e come solito mi piace guardare il telegiornale, ma non sono riuscita a far partire i canali. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E poi, se no, domanderemo aiuto. Pensavo un po' più semplice, invece ci vuole un po' di lavoro.
Gran lavoro anche per i tecnici antennisti impegnati a riorientare gli impianti di ricezione o installare nuove antenne. Il segnale digitale ha una potenza minore rispetto all'analogico, quindi in alcuni casi può essere necessario l'intervento di un tecnico. Il segnale che se prima era sufficiente potrebbe essere insufficiente oggi, perché magari hanno abbassato anche la soglia del segnale che viene trasmesso, quindi questo caso per caso deciderò a verificare se è l'antenna, se sono i cavi, se sono le prese oppure se è semplicemente il decoder. Insomma, una gran mole di lavoro. Adesso stiamo a vedere e probabilmente ci sarà del lavoro da fare sicuramente, insomma.